Ho parlato con un ristoratore che mi ha detto: guarda, io metto alla carta dei menù più semplici, con piatti costituiti con meno ingredienti, dove richiede magari una cottura, meno cottura, ma quelle sono tutte, diciamo, tecniche di difesa di retroguardia. La cosa fondamentale per noi è fare riuscire a rientrare il costo dell'energia in quelli che erano i canoni di normalità 2019, 2020, 2021. Ecco, tutto quello che diciamo che può fare il singolo imprenditore sono appunto tattiche di sopravvivenza che possono avere validità ma nel breve periodo. Ristoratori costretti a fare anche questo, ridurre gli ingredienti dei piatti, scegliere cotture brevi. Per fronteggiare il caro energia non basta più abbassare le luci e ridurre i consumi dei condizionatori, bisogna anche spegnere i forni, spiega il segretario di EAPE Filippo Segato, ribadendo l'invito agli esercenti padovani di aderire alla manifestazione prevista per domani davanti al tribunale, con ristoratori, pasticceri e baristi che consegneranno simbolicamente gli strumenti del mestiere per testimoniare le difficoltà che stanno affrontando. Siamo veramente nel mezzo di un'economia di guerra. È una guerra che non si combatte sul campo con i soldati e con le pallottole, ma è una guerra che si combatte dentro i nostri pubblici esercizi, dentro i locali, dentro le imprese, con fatture, mutui da pagare, banche che non concedono ulteriori finanziamenti. Un ulteriore messaggio chiaro alla politica, qualora ce ne fosse bisogno, per invitare a prendere provvedimenti e scongiurare una crisi sociale. Aumentare i prezzi nel momento in cui gli stessi cittadini, inflazione, ricordo, ormai sta arrivando, viaggiando verso il 10%, gli stipendi non sono naturalmente aumentati in questa cifra, nel momento in cui i cittadini hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese, l'ultima cosa che gli esercenti vogliono fare è aumentare i prezzi.